Affidata la progettazione per la messa in sicurezza del Rupinaro a Chiavari, oggi la firma del contratto, a breve le conferenze dei servizi per il rifacimento degli argini e il Rio della Bona. Approvato il primo bilancio post mareggiata a Santa Margherita Ligure, nonostante i 40 milioni di danni la Tari scende del 20%, l'unico aumento riguarda le tariffe portuali, invariate le altre imposte. I frutti della parola nel cammino quaresimale. La Caritas propone un itinerario di ascolto del Vangelo, riflessione su alcuni testi e gesti di carità per le realtà del territorio. Una giornata di spiritualità e preghiera per la famiglia, la proposta della Regione Ecclesiastica Ligure. Sabato 9 marzo a San Pietro di Novella l'incontro diocesano. Rafforzare il legame tra la scuola e le aziende del territorio, lo ha ribadito l'assessore regionale alla formazione Ilaria Cavo in visita all'Istituto Natta de Ambrosis di Sestri Levante. Buonasera a tutti, gentili telespettatori e benvenuti nei nostri studi. La messa in sicurezza del torrente Rupinaro a Chiavari in apertura. Oggi il Comune ha firmato il contratto relativo all'affidamento dei servizi di progettazione definitiva dell'intervento, per il quale sono a disposizione per il primo lotto 4,7 milioni di euro. Nei prossimi giorni invece sono già convocate le conferenze dei servizi per gli argini del corso d'acqua e per l'intervento a Rio della Bona in località San Pier di Canne. Vediamo. Il primo intervento ad essere cantierabile, l'avvio dei lavori è previsto per fine 2019, sarà la messa in sicurezza del Rio Bona nel quartiere di San Pier di Canne a Chiavari. Il letto del corso d'acqua, che attualmente passa sotto i condomini, sarà spostato più a monte e allargato prima di mettersi nel torrente Rupinaro. Si è concordato con la Regione di deviare il flusso, perché non si può spostare le case o demolirle, viene deviato questo rio, viene poi nuovamente immesso dentro il Rupinaro, spostando questo rio di circa una ventina di metri. Gli interventi di messa in sicurezza interesseranno poi anche il Rio Bacezza e il Rio della Moranda. Interesserà invece il muraglione del Civico 11 di Corso Genova, la prima convenzione pilota per la suddivisione delle spese relative alla ricostruzione degli argini del Rupinaro. La stipula del contratto, unico ad oggi in Liguria, verrà esteso per tutte le difese spondali del corso d'acqua, le cui proprietà circostanti saranno oggetto di monitoraggio. Ringrazio il condominio di Corso Genova 11 che ha prestato molto tempo per questa elaborazione di questa convenzione. Siamo arrivati oggi alla ormai imminente firma, dovrà passare in giunta questi atti propedeutici per poi indire la conferenza di servizi nei mesi di marzo e aprile e arrivare alla conclusione di tutti gli atti entro maggio-giugno. Gli argini sono di proprietà privata, però c'è un interesse pubblico importante della messa in sicurezza. Abbiamo raggiunto questo accordo che è di 80% a carico della parte pubblica, il 20% a carico dei privati, che è stato avallato dalla Regione Liguria. È il primo caso nella nostra regione. Complessivamente per tutto il progetto di messa in sicurezza del torrente Rupinaro sono a disposizione 4 milioni e 700 mila euro. Entro la metà di aprile sarà completato il monitoraggio dei restanti 6 ponti che ancora non sono stati oggetto di collaudo. Dopodiché si deciderà gli interventi da effettuare per la loro messa in sicurezza. Resta da risolvere invece il problema che blocca il rifacimento dei 2 ponti già collaudati, quelli di Corso Italia e Viale Tappani, ovvero la nuova normativa che obbliga un innalzamento delle nuove strutture di 1,5 metri. La pratica è oggetto di trattativa al Ministero a Roma. E ora veniamo al Consiglio Comunale di Santa Margherita Ligure, che ha approvato il primo bilancio post mareggiata. Il documento è passato coi voti della maggioranza, contrari i 2 consiglieri di opposizione presenti, Claudio Marsano e Fabiola Brunetti. Debutto per il nuovo segretario generale Massimo Vallese. Il servizio da Santa Margherita Ligure. Il bilancio di Santa Margherita Ligure tiene conto dei danni subiti dalla mareggiata, ma non prevede aumenti delle tariffe né tagli ai servizi. In Consiglio Comunale l'assessore Valerio Costa presenta le cifre: 40 i milioni di euro di danni, che considerano i lavori alla strada per Portofino e quelli alla diga del porto, alla parte pubblica del depuratore e, tra le altre cose, quelli ai giardini e alle spiagge. Nonostante questo, spiega Costa, non aumentano le imposte, anzi la Tari cala del 20%. L'unica variazione riguarda le tariffe portuali, un aumento condiviso, dice l'assessore, con gli operatori e gli utilizzatori dello scalo. Al porto intanto è in corso la seconda tranche di lavori finanziata dal Provveditorato delle Opere Pubbliche. A marzo possiamo dire che la breccia è chiusa, la scogliera è stata ripristinata e in questo momento sta normando la ricostruzione del muro in cemento.
è la cosa più importante perché è quella che ci consente di mettere in sicurezza la città di Santa Margherita e gli operatori portuali. Nel contempo si recuperano gli scogli per il ripristino della massicciata. Tutti gli interventi proseguono con un buon ritmo. Tra gli obiettivi c'è il recupero della funzionalità dell'area sino a Piazzale Rizzo affinché sia utilizzabile per l'estate. Fino a Piazzale Cagni adesso sono state ripristinate le funzionalità dei servizi. Piazzale Cagni lo stiamo completando ed è previsto già anche l'installazione delle colonnine di allaccio degli ormeggi. Abbiamo passato già anche tutti gli impiantistica fino a Piazzale Rizzo, quindi come dire passo a passo, step by step, stiamo realizzando quanto necessario per arrivare alla bella stagione pronti. Per quanto riguarda le prenotazioni delle barche da ancorare qui al porto, sono buoni numeri? Sì, abbiamo cercato di coordinarci con la Marina Resort di Santa Margherita, la quale ha già sentito coloro che avevano gli abbonamenti, cioè gli stanziali nella nostra città, e data la carenza di ormeggi che ci saranno quest'estate nel Golfo Tigullio e in particolare sui transiti, abbiamo già delle percentuali di riempimento significative. È previsto per lunedì l'arrivo della prima nave da crociera nel borgo di Portofino. La centrale operativa della Marina ha già ricevuto e registrato l'ordine di attracco in rada. Si tratta di un'imbarcazione della lunghezza di 60 metri con larghezza massima di 11 che trasporta 50 passeggeri a bordo. Originariamente lo sbarco era previsto su Santa Margherita, ma per ragioni di indisponibilità dello scalo ha dovuto virare su Portofino ed entrerà quindi nel porto del borgo. A Carasco sono iniziati i lavori del primo lotto per l'allargamento di via Don Mangiante all'altezza del bivio per la chiesa di San Pietro di Sturla. I lavori prevedono un costo di 39.000 euro e saranno realizzati dall'impresa Siemens di Carasco. Secondo consuetudine, la Caritas diocesana propone per il tempo di Quaresima un percorso personale comunitario che si articola in momenti di riflessione e anche in gesti concreti. Quest'anno le 5 settimane per cammino quaresimale saranno scandite anche da una rubrica, I frutti della parola, che sarà trasmessa su Telepace. Sentiamo. La Quaresima è un tempo forte che induce all'introspezione e al discernimento. Ci riconduce all'essenziale della vita, con pratiche come il digiuno, la preghiera, la carità, ma non per questo va interpretato come un periodo oppressivo del cammino. Anzi, come ricorda Papa Francesco nel suo messaggio, la Quaresima del Figlio di Dio è stata un entrare nel deserto del creato per farlo tornare ad essere quel giardino della comunione con Dio. In questo percorso ci viene in aiuto la parola del Signore che ascolteremo nelle 5 domeniche prima di Pasqua, che ci prepareranno a vivere nella libertà la gioia della risurrezione. Gioia di ritrovare Gesù risorto, vivo per sempre in mezzo a noi. E lo faremo accompagnate da alcune riflessioni che propone la Caritas, proprio perché la parola di Dio cali dentro la nostra vita, diventi sempre di più prossimità e condivisione. La Caritas diocesana propone un percorso che induca alla riflessione e anche a gesti concreti. Lo farà anche attraverso una rubrica settimanale, I frutti della parola, che proporrà diversi testi e il commento al Vangelo domenicale. Ci accompagnano testi diversi, l'Evangelo, il documento sulla fratellanza umana siglato da Papa Francesco e Al-Azhar, all'esortazione apostolica Gaudete ed Esultate, fino a testa di canzoni e letture che speriamo siano di aiuto nella riflessione e nel portare le nuove generazioni verso la cultura del reciproco rispetto, nella comprensione della grande grazia divina che rende tutti gli esseri umani fratelli. Così davvero facciamo insieme questo percorso che durerà le 5 settimane con questa rubrica settimanale. I frutti della parola andrà in onda a partire da martedì 12 marzo su Telepace 1 al canale 15 alle 20 e alle 22.05 e anche il mercoledì pomeriggio intorno alle 17.
Nel cammino quaresimale Telepace ripropone la rubrica In cammino verso la Pasqua, curato da Don Andrea Buffoli, direttore dell'ufficio liturgia della diocesi. Si tratta di un piccolo spazio di riflessione, una pillola di pochi minuti, ogni giorno differente, che andrà in onda nel corso della programmazione quotidiana. L'obiettivo è quello di offrire un breve momento di meditazione per vivere al meglio il tempo di preparazione alla Santa Pasqua. In cammino verso la Pasqua va in onda dal lunedì al sabato, prima della messa delle 9:30 e del telegiornale delle 12:45, alle 17 prima delle edizioni serali dei telegiornali. Si svolgerà sabato in tutte e 7 le diocesi della regione ecclesiastica ligure una giornata di spiritualità e di preghiera per le famiglie. L'appuntamento, per quanto riguarda la diocesi chiavarese, sarà a Rapallo, nella parrocchia di San Pietro di Novella. Il momento di incontro si aprirà alle 9:30 con l'accoglienza e proseguirà con la preghiera e lettura del Vangelo delle nozze di Cana. Seguirà la riflessione personale, il lavoro di coppia, la condivisione e infine il pranzo. Sarà presente anche il vescovo di Chiavari, Monsignor Tanasini. Il servizio di presentazione. La centralità della famiglia è affermata nella concretezza dei fatti anche con occasioni semplici di incontro come le giornate dedicate. Per rinvigorire questo appuntamento l'intera regione ecclesiastica ligure ha fissato 2 date, quella del 9 marzo e quella del 15 giugno, per 2 momenti che si celebreranno contemporaneamente in tutte e 7 le diocesi liguri. Il primo è un momento diocesano che però si sviluppa in tutte le diocesi nello stesso giorno con lo stesso programma. Quindi è diocesano, ma in realtà è regionale. Poi un secondo momento che sarà a giugno, dove tutte le diocesi sono invitate a convergere nel Santuario della Madonna della Guardia, dove ci sarà questa giornata di preghiera e di riflessione sulla spiritualità familiare a livello regionale ai piedi di Maria. Nella concezione cristiana la famiglia è un sacramento dove si manifesta in modo particolare la spiritualità di Dio. La spiritualità non vuol dire che ci mettiamo qui, facciamo delle regolette per cui adesso c'è la famiglia che fa... No, è qualcosa di più profondo in realtà. Cioè c'è uno spirito da accogliere con cui vivere il sacramento del matrimonio. E la spiritualità dunque non è nient'altro che accogliere questo dono consapevolmente. E la preghiera che cos'è? Spiritualità e preghiera, perché la preghiera ci aiuta, ci dà la possibilità di poter accogliere questo dono, riconoscerlo come un dono. La giornata di spiritualità e preghiera per la famiglia nella diocesi di Chiavari si celebrerà a San Pietro di Novella a Rapallo, un luogo periferico con una connotazione particolarmente familiare. Il fulcro della giornata sarà la proposta legata alla lettura e meditazione del testo evangelico delle nozze di Cana. Le nozze di Cana sono il segno della nuova creazione. La nuova creazione è: manca il vino in questa coppia, manca la gioia, manca la felicità. E c'è qualcuno che provvede a questo vino. Ecco, allora scoprire che la famiglia, il sacramento del matrimonio è questa continua nuova creazione che Dio ha in opera, e questa creazione però Dio non vuol farla senza di noi. Saranno celebrati domani a Rezzoaglio i funerali di Don Giovanni Pagliuchi. Avrebbe compiuto 94 anni il prossimo 7 aprile. Da qualche tempo era sofferente. Il sacerdote è mancato questa notte proprio a Rezzoaglio, dove risiedeva e dove ha speso la gran parte del suo ministero presbiterale. Era stato ordinato sacerdote il 22 maggio del 1948, è stato parroco a Rezzoaglio dal 67 al 2013, è stato inoltre amministratore parrocchiale di Alpepiana, Cabanne e Brignole. Per diversi decenni ha organizzato numerosi pellegrinaggi al santuario mariano di Lourdes. I funerali, presieduti dal vescovo Monsignor Gianni Ambrosio, saranno celebrati venerdì 8 marzo alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Rezzoaglio. E come di consueto, il giovedì apriamo la nostra finestra sull'Arcidiocesi di Genova. La linea va alla redazione del Cittadino per vedere gli appuntamenti più significativi che si sono svolti o che sono in programma nei prossimi giorni. Linea Genova.
Benvenuti nella redazione del Cittadino a Genova. È stato presentato recentemente dall'assessorato Pari Opportunità del Comune con l'Agenzia per la Famiglia il progetto Primi 1000 giorni, un ciclo di incontri gratuiti per affrontare i primi anni di vita del bambino. Le conferenze, tenute da un pediatra, un'ostetrica, una pedagogista, una psicologa e dalla Lega per l'allattamento materno, sono rivolte ai neogenitori e a quanti si occupano dei bambini in questa prima fase della vita. Il programma prevede complessivamente 20 incontri, suddivisi in 2 seminari presso la Sala Chierici della Biblioteca Berio e il Baby Pit Stop di Palazzo Tursi. Il programma completo è disponibile sul sito www.ilcittadino.ge.it. La partecipazione è gratuita. Il primo incontro è in programma il prossimo 16 marzo. E veniamo adesso alle notizie diocesane. Mercoledì 13 marzo, ultimo appuntamento dell'anno con cattedrale aperta. Il cardinale Louis Raphael Sacco, patriarca di Babilonia dei Caldei, parlerà della situazione dei cristiani in Iraq dopo le 2 guerre del Golfo. Un approfondimento sulla presenza cristiana in Medio Oriente e nel mondo arabo. L'inizio è alle ore 18:30. E con l'avvio della Quaresima, l'ufficio missionario ha diffuso la microrealizzazione da sostenere in questo tempo che ci separa dalla Pasqua. Quest'anno la raccolta è a sostegno delle suore missionarie che in Congo si occupano degli abitanti delle comunità intorno a Makua. In questi luoghi si registrano problemi di malaria e colera, ma anche di scarsa istruzione e formazione. Per questo la microrealizzazione diocesana vuole sostenere proprio la realizzazione di un corso per ragazze dagli 11 ai 16 anni, per favorire così un percorso di formazione umana e cristiana. Tutte le informazioni e le modalità per contribuire anche in questo caso su www.ilcittadino.ge.it. Bene, da Genova questa era l'ultima notizia, continuate a seguirci anche sulle pagine del Cittadino e arrivederci. Bene, torniamo a Chiavari. Giuseppe Bono è stato riconfermato amministratore delegato di Fincantieri. Nessun cambio anche alla presidenza del gruppo cantieristico che sarà guidato ancora da Giampiero Massolo. Così facendo si dà continuità a un'azienda leader nel mondo che ha saputo esprimere grande professionalità e competenza nel settore della cantieristica navale occidentale e non solo. Questo è il commento della UIL. La Regione Liguria ha deciso di estendere di 5 mesi il termine previsto dai bandi per il finanziamento di interventi per strutture, infrastrutture e attrezzature nel settore pesca e acquacoltura. Il provvedimento è stato intrapreso in considerazione dei danni causati dalla mareggiata sia per quanto riguarda l'acquacoltura che per quanto riguarda la mitilicoltura. Le conseguenze sono state molto gravi sia per gli impianti che per le infrastrutture ad essi collegate, come siti di sbarco e di approdo. Il provvedimento è pubblicato sui siti internet regione.liguria.it e agriliguria.net.it. E ora spazio all'economia. È stato prorogato al 1° aprile di quest'anno il termine per trasmettere all'Enea, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, i dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia con impatto sulla riqualificazione energetica eseguiti nel 2018. I dettagli nella scheda che abbiamo preparato, la vediamo insieme. L'adempimento serve per tenere sotto osservazione e valutare il risparmio energetico conseguito attraverso quegli interventi di ristrutturazione, cosiddetti non qualificati, che sfuggivano ad ogni forma di monitoraggio, non essendo prevista alcuna comunicazione all'Enea. Per gli interventi la cui data di fine lavori certificata è nel 2018, il termine è stato prorogato al 1° aprile 2019. A regime, la trasmissione dei dati dovrà avvenire entro 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dell'intervento o del collaudo. Il Fisco avvisa i contribuenti che metterà preventivamente a disposizione degli stessi e della Guardia di Finanza elementi e informazioni dai quali risultano redditi di varie tipologie, omessi o dichiarati soltanto in parte. Le anomalie riscontrate e segnalate riguardano i redditi provenienti dall'allocazione di fabbricati sottoposti a tassazione ordinaria o a cedolare secca, di lavoro dipendente assimilati, derivanti da assegni periodici, di partecipazioni in società, di lavoro autonomo abituale, professionale e non professionale e i redditi di capitale di varia provenienza.
I contribuenti interessati riceveranno, via PEC o per posta ordinaria, i dati presenti in anagrafe tributaria con le anomalie riscontrate e gli estremi del modello presentato, dal quale non risultano i redditi percepiti e l'importo omesso complessivamente. In ogni caso, il contribuente può chiedere ulteriori elementi o segnalare fatti e circostanze sconosciute al fisco. Quando il fisco ha ragione, il contribuente può regolarizzare la propria posizione con il ravvedimento operoso, usando i dati presenti nell'avviso ricevuto. Dovrà presentare una dichiarazione integrativa e versare le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni per infedele dichiarazione. Disagi in vista domani per chi utilizza il trasporto pubblico. L'organizzazione sindacale di base, la USB, ha indetto infatti uno sciopero generale di 4 ore per tutte le categorie pubbliche e private. Per quanto riguarda ATP, l'azienda di trasporto provinciale, l'astensione dal servizio si svolgerà dalle 10.30 alle 14.30 per il personale viaggiante e dalle 10.30 alle 14 per il personale delle biglietterie. Problemi sono annunciati anche per quanto riguarda il trasporto ferroviario. Il nuovo capolinea degli autobus ATP di Batilana, nel comune di Casarza Ligure, sarà intitolato ad Ernesto Ricci, l'autista di ATP Esercizio scomparso mentre era alla guida di un mezzo della Tigullio Pubblici Trasporti. La cerimonia di inaugurazione è in programma sabato, 9 marzo alle 10.30. Scopriranno la targa i figli di Ernesto Ricci, Mirko ed Alessandro. Doppio incidente avvenuto quasi in contemporanea questo pomeriggio poco prima delle 13 sulla A12. Nel prima è rimasta coinvolta una donna che nel tratto compreso tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova ha perso il controllo della propria auto che si è rovesciata. Soccorsa dai medici del 118 è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna. Le sue condizioni non erano fortunatamente gravi. Come non gravi sono risultate le condizioni dei 5 occupanti di un'altra auto, questa volta vittima di un incidente sullo svincolo del casello autostradale a Chiavari. Per causa in via di accertamento, la vettura ha sbandato andando a sbattere. Soccorsi dai sanitari, i 5 sono stati trasferiti solo per precauzione al pronto soccorso di Lavagna. Parliamo adesso di scuola. L'assessore alla formazione, Ilaria Cavo, questa mattina ha fatto visita all'istituto Natta De Ambrosis a Sesti Levante. La responsabile del settore scuola della regione Liguria ha potuto vedere da vicino gli spazi e i laboratori della scuola, conoscere i frutti del sempre più stretto rapporto di collaborazione tra questa realtà e le aziende del territorio. Vediamo. Con il progetto delle piccole e medie imprese che abbiamo con la visita aziendale all'Arinox, senza dubbio è stato interessante vedere il lavoro che c'è dietro questa azienda che è il leader mondiale nel mondo e che è una grande realtà sul territorio. Si rafforza sempre di più il legame tra la scuola e le aziende del territorio per dare in mano agli studenti strumenti concreti per scegliere il proprio futuro scolastico e lavorativo. L'importanza di questo percorso, prendendo spunto da esempi concreti, quale quello di Sesti Levante, è stato ribadito dall'assessore regionale alla formazione Ilaria Cavo, che all'Istituto Natta De Ambrosis ha avuto modo di conoscere da vicino la variegata offerta formativa proposta dalla scuola, che è un esempio concreto di questa sfida. Da alcuni anni, infatti, l'istituto sta portando avanti una stretta collaborazione con le aziende, in primis l'Arinox, dove gli studenti in fabbrica hanno modo di conoscere da vicino i diversi ambienti lavorativi. L'obiettivo che ci stiamo dando anche con Confindustria è quello di arrivare proprio al fatto che alcune aziende adottino degli istituti e ci sia sempre una maggiore compenetrazione tra l'azienda e la scuola, questo non per cambiare i programmi didattici, ma per dare sempre più spunti ai ragazzi e per farli scegliere anzitempo qual è la loro strada per il futuro. Nella sua visita al Natta De Ambrosis, l'assessore, accompagnata dalla dirigente, dai docenti e dal sindaco di Sesti Levante, ha avuto modo di toccare con mano le attività portate avanti nei diversi laboratori. Qui la formazione professionale va di pari passo con quella tecnica e scientifica per offrire un ventaglio completo di opportunità al bacino di utenza e alle famiglie del territorio. Mettere sullo stesso piano, in uno stesso istituto, queste 3 tipologie di formazione, io credo che sia una grande conquista e anche un grande messaggio, perché significa dire ai ragazzi che sono fuori, che ancora devono scegliere, alle famiglie di quei ragazzi che ancora devono scegliere cosa fare, che non c'è una formazione tecnica meno importante di quella del liceo, che non c'è una formazione professionale meno importante delle altre, ma che c'è un grandissimo bisogno di entrambe, tecnico e professionale, perché questo è quello che ci arriva da tutto il mondo della produzione.
Torna a Rapallo la settimana dello sport, manifestazione dedicata agli alunni degli istituti scolastici di Rapallo che si aprirà domani alle 9:30 con la tradizionale sfilata per le vie del centro. L'edizione 2019 della manifestazione è stata presentata questa mattina nell'aula magna dell'istituto Liceti, gremita di studenti. Gli alunni del liceo a indirizzo sportivo saranno infatti parte attiva di questa manifestazione, offrendo supporto durante le gare. Da lunedì al venerdì della prossima settimana nella palestra della Casa della Gioventù tutte le mattine gli alunni della scuola primaria si cimenteranno nel percorso misto in una prova di arrampicata facilitata. Nel quinto anniversario della scomparsa di Stefano Larizza, agente di Polizia Municipale di Portofino, domani alle 10:30 in località Cervara, a Santa Margherita Ligure, si svolgerà un momento di commemorazione e benedizione della targa dedicata al giovane. In quel punto della provinciale 227 Larizza fu vittima di un tragico incidente stradale. Seguirà la Santa Messa alle 11 nella chiesa del Divo Martino a Portofino. Domenica alle 11 Santa Messa di suffragio che sarà celebrata nella parrocchia di San Giuseppe ai Piani di Ri, che è la parrocchia d'origine del giovane. L'informazione di Teleradio Pace sbarca su Alexa, l'assistente vocale targato Amazon. Installando la skill e chiedendo Alexa dimmi le notizie del giorno, verrà data lettura degli ultimi articoli pubblicati dalla redazione. L'app Alexa può essere installata anche sul proprio smartphone. E ora, come di consueto, la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. Può partire la sigla. Appuntamenti in agenda per venerdì 8 marzo. È aperto dalle 10 alle 18 a Villa Durazzo, a Santa Margherita Ligure, il Bello delle Donne, contenitore culturale e aggregativo per celebrare la donna. In programma 2 iniziative che si terranno nel Salone degli Stucchi. Alle 10:30 incontro con Susanna Bernoldi, volontaria e coordinatrice di AIFO in Liguria, sul tema La mia vita dalla parte degli ultimi. Alle 16:30 poi conferenza di Loredana Pessa, responsabile collezioni ceramiche e tessili del Comune di Genova, che parlerà di capolavori al femminile, arte e creatività e cultura nei merletti europei tra XVI e XIX secolo. Nell'ambito delle iniziative in programma a Chiavari per la giornata internazionale della donna, alle 11 all'Auditorium San Francesco verrà inaugurata la mostra Donne in cammino, il percorso delle donne dalla Costituente passando per i movimenti al presente. L'esposizione resterà aperta tutti i giorni dalle 16 alle 19. Per i corsi dell'Accademia Culturale di Rapallo, alle 16 a Villa Queirolo, Marco Del Pino terrà la conferenza Il ruolo della Svizzera nella Seconda Guerra Mondiale. Continua il corso di formazione per volontari dell'Avo Monte di Portofino. Relatrice del nuovo incontro sarà la dottoressa Arianna Centi, responsabile della centrale di sterilizzazione dell'ospedale di Rapallo, che parlerà di igiene e comportamenti sicuri per aiutare in sicurezza. L'inizio alle 16 nei locali di Casa Monsignor Solimano a Santa Margherita Ligure. Brindisi di auguri alle donne di ieri, di oggi e di domani al Museo Archeologico di Chiavari. L'appuntamento è alle 17. Per la rassegna le letture del bibliotecario alle 17:30 nella sala presidenziale della Società Economica di Chiavari si parlerà di Franz Kafka nella conferenza La difficile arte della brevità. Per la prima volta anche la Val Fontana Buona verrà coinvolta in Liguria Crea Impresa. Alle 18 a Calvari, all'Ascito Cuneo, è previsto un incontro tra i rappresentanti della comunità locale e i responsabili del progetto ideato da YLab e promosso dall'associazione Tiguglio Crea Impresa. Il Cineforum delle parrocchie del Vicariato della Fontana Buona propone Lady Bird, ritrovo alle 20:45 nel salone parrocchiale della Canonica di Cicagna. Infine alle 21 nella sala Agave dell'ex convento dell'Annunziata di Sestri Levante sarà portato in scena lo spettacolo teatrale Wendy e Caterina, tratto dal libro di Marilda Nicolini. E con la scheda degli appuntamenti termina il giornale anche questa sera. Prossimo appuntamento con l'informazione domani ore 12:45 con Tiguglio Oggi. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, vi auguro una buona serata con i programmi della nostra rete. Arrivederci.